Sì, è un problema che bisogna affrontare. Io partirei veramente dalla scuola in questo, quindi dagli anni, da quando si ha 20-25 anni, ecco, cominciare già a preparare i giovani ad entrare nel mondo dell'imprenditoria e ed affiancare gli imprenditori, quindi sempre più specializzati, secondo me, e con un bel bagaglio alle spalle. Ci sono dei bravi stranieri che vengono da noi, hanno tanta voglia di imparare. Io conosco tante aziende, ci sono ragazzi e anche donne, si inseriscono molto bene. Anche nel nostro territorio io ne conosco tantissimi che stanno lavorando molto bene e vedo che anche la loro aspirazione è quella di crescere e di imparare sempre di più e far parte della nostra società. Qui dobbiamo cercare di rendere più facili, più accessibili alle nostre aziende l'entrata in questo campo, quindi anche per noi c'è tanta cosa da imparare, però sicuramente andremo ad aiutare i nostri associati, i nostri artigiani ad entrare in questa fascia più difficile, un po' più complicata, dove la burocrazia non ci facilita. Abbiamo visto adesso oggi che invece ce n'è, secondo me i tempi stanno cambiando, da quello che ci succede intorno vedo che invece c'è più propensione a fare rete e quindi credo che questo ci dia tanta possibilità in più, quindi sono molto fiducioso. Sta crescendo quest'area, pian pianino è tutto ad esplorare, io vedo c'è qualche albergo di più, vedo l'area ad esempio di Semonzo Borso col parapendio sta andando molto bene e quindi dobbiamo, ad esempio, abbiamo Tempio del Canova, abbiamo la Gipsoteca, insomma aree che si stanno muovendo bene, Asolo, il Montebelluna, ricordo Città Paleoveneta, musei, il settore del sport system, cioè anche qui si può fare tanto e da parte di Valdobbiadene col Prosecco, forse a volte basterebbe, abbiamo tantissimo in Italia, basterebbe a volte andare un po' all'estero e vedere con tanto poco cosa riescono a fare loro. Invece noi ne abbiamo tante in Italia, opere d'arte le abbiamo qui, quindi basta guardare un po' oltre. Ovvio che nelle grandi città c'è più possibilità per i giovani, il mercato è grande e aperto, però dobbiamo portarli vicino a noi e secondo me abbiamo queste aziende nuove da conoscere che danno opportunità per tanti giovani. Io spero che tanti di questi tornino nel territorio nostro. Quindi la speranza è di poter collaborare con i comuni, essere Confartigianato Asolo anche portavoce, essere cabina di regia, essere anche pool attrattivo e per cercare di far collaborare di più i sindaci, perché il territorio nostro è abbastanza frammentato e quindi dobbiamo trovare un'unione e stare più vicini. Non è facile, ma il campanilismo c'è ancora. Ma penso che un po' alla volta, ad esempio noi già con l'unione tra Asolo e Montebelluna di 10-15 anni fa, cioè, ormai è diventata una cosa fatta, consolidata. Può portare una visione molto più ampia e molto più integrata, può portare quello che viene detto proprio il femminile all'interno sia dell'associazione e poi chiaramente a cascata anche all'interno delle nostre aziende associate. Quindi più sensibilità, più apertura al sociale, più attenzione alla sostenibilità, perché sappiamo che comunque è caratteristica e peculiarità delle donne avere un passo in più in queste tematiche. E proprio per questo io lancio 2 progetti, come dicevo sono 2 progetti molto ambiziosi. Il primo è mettere la persona e le persone al centro, e quindi riferito ai nostri associati e alle nostre associate. Come dicevo, mettere le persone al centro non significa solo dare loro degli strumenti concreti di azione per venire incontro a quelli che sono i loro bisogni e le loro esigenze nella praticità proprio dell'espletamento dell'attività imprenditoriale, ma anche dare al supporto in termini valoriali, cioè capire come i nostri associati, le persone in senso lato, reagiscono e affrontano le problematiche, no? Come le vivono nel profondo. C'è chi sviluppa paura, c'è chi sviluppa senso anche di incapacità, c'è chi magari ha anche poca autostima, no? E quindi è limitato. Ecco, quindi mettere la persona al centro significa dare
del supporti e accompagnarli nella conoscenza interiore, quindi nell'autoconsapevolezza di chi sono e di quali sono le loro capacità valoriali per poter superare questi momenti. Allora, noi nel nostro territorio abbiamo ricchezza e cultura anche nei riguardi delle donne vittime di violenza, così come anche abbiamo molte associazioni del terzo settore che guardano alle persone fragili, no? E quindi l'obiettivo nostro è quello di creare un progetto che coinvolga all'interno delle nostre imprese lavoratori e lavoratrici che sono state vittime di violenza o che sono portatrici di fragilità. Allora, da un lato le donne vittime di violenza hanno la necessità di riporsi, no, nel mercato per così dire riqualificarsi, è un termine brutto ma insomma rende l'idea, e anche diciamo per trovare una nuova vita e lasciarsi alle spalle l'esperienza dolorosa che hanno vissuto. D'altro canto noi come imprese abbiamo anche bisogno di avere forza, diciamo lavoro, e quindi questa è un'opportunità per entrambi. Lo stesso principio vale per i ragazzi e le ragazze che hanno fragilità.